Presidente Federica, oggi lei in questa inaugurazione ha sottolineato l'importanza della collaborazione pubblico-privato, ma anche quella interistituzionale tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. È un modo vincente per promuovere il territorio. Sì, noi dobbiamo sfruttare i grandi punti di interesse di livello internazionale che esistono proprio in Friuli Venezia Giulia e in Veneto. Penso a tutta la parte costiera che va da Venezia a Trieste, che può essere promossa in modo condiviso ed essere un valore aggiunto e ovviamente competitiva a livello internazionale. Non solo, penso che anche il protagonismo dei privati in questa iniziativa come in altre iniziative sia fondamentale, perché soltanto con l'interesse del privato che ci crede, che investe, che rischia, possiamo pensare nel successo dell'iniziativa. Quando il pubblico vuole fare tutto da solo, troppe volte si è tramutato tutto in sprechi e non investe in investimenti a favore del territorio. Quindi mi sembra una formula vincente e mi auguro che potremmo espandere sempre di più questo tipo di iniziative, perché sono un vantaggio per il nostro tessuto economico, per le opportunità occupazionali che diamo ai nostri cittadini. Tra l'altro Friuli Venezia Giulia e Veneto stanno dialogando, hanno iniziato un percorso per la promozione integrata, anche questo è un modo per sviluppare tutta la parte dell'Alto Adriatico. E certo, proprio questa promozione integrata, vendere al mondo che esiste un nord adriatico che fa sistema e che ha queste grandi perle, pensiamo a Lignano, pensiamo a Grado, pensiamo a tutta la parte costiera, pensiamo alle grandi città Venezia e Trieste, è chiaro che può essere un motivo di attrazione enorme per flussi turistici molto più rilevanti rispetto a quelli attuali.